Buonasera a tutti, siamo qua con Carlo, il mio caro amico Carlo, che siamo in cerca di donne. Siamo sempre il duetto, Vito e Carlo, da Marsala. Carlo, Dica. tu non cerchi donne, Carlo? Sì. E come la vuoi questa donna? Come è? Bionda, mora, come deve essere? Stavo da Mora cercando. Perciò come la cerchi questa donna? Mora, bionda, come la vuoi? Capite nere, come è? L'importante è che respiri. Come è? Cerco nere stavolta, vai. Biondine mettiamo di lato. Altezza come deve essere? 1,70, 1,65? 1,25, come capita? Ah, 1,25 mi sembra troppo piccolo, no? Magari 1,60, no? No, vedo che in giro hai molto successo con le donne. Sì, tanto. Difatti l'ultima si stava buttando dal balcone oggi quando ti ha visto, no? Perché? Ma, me lo spieghi il perché? Non lo so io. Non lo sai, ci deve essere qualcosa che ti attira, no? Se qualcuno si è innamorato di me, non lo so. Signorine, ragazze, qua c'è Carlo che è in disperata caccia di donne. Telefonate a lui, fatevi sentire, perché vedo che Carlo ha successo in giro. Grazie. Grazie. Carlo, quando le donne ti guardano cosa pensi, Carlo? Io penso tutto. Come tutto? In particolare? Con una ragazza va bene, con le altre donne. Però vedo tipo quando siamo tutte e due in giro per la via Roma siamo guardati, perché siamo due. Sì, guardalo di più. Siamo il duetto di Strano Amore Siciliano, tutte e due, Vito e Carlo. Certo, guardalo una serie di me, no a te. Hai visto? Vedete ragazze Carlo? Lancia il tuo appello alle donne. Oggi mi è telefonato una ragazza, ha parlato male di una cosa brutta. Cosa ti ha detto Carlo? Dice no, non si può dire, dai. No, lo puoi dire, così lo sanno. Perché ti ha chiamato anche a te? Vedo tu. Ha chiamato pure a me questa ragazza, tipo mi ha offeso. Dice si fa chiamare patriarca. Dice che gli ho fregato a sua figlia. Però io non riesco a capire dove è sua figlia, neanche la conosco. Cioè tipo ha specificato che gli ho rubato sua figlia. Cioè, capite questa situazione? Cioè questa mi accusa di che io gli ho rubato sua figlia. Cioè penso che Carlo siamo due persone abbastanza normali, anche se gli altri pensano che non è così. Ma non è vero, perché siamo persone come tante. E cerchiamo una vera donna, che ci sappia capire, che sia proprio di quella pericolosa, di quella all'altezza della situazione. Dovete chiamarci, non ve ne pentirete. A tutti i costi. Pure che la notte non dormite, per noi. Perché noi siamo uomini veri. Specialmente Carlo, che ha un fascino con questi capelli brizzolati, è un fisico proprio da atleta. Ha un fisico particolare. Invece io tipo c'ho un pochettino di pancia, però pazienza. Vai Carlo. Ieri mi ha chiamato una ragazza Francesca, voleva parlare con me, aspettavo la sua chiamata. Non mi ha chiamato più. Perché mi ha visto il mio video adesso. E forse che chiamerà stasera. Cosa gli vuoi dire a Francesca Carlo? Francesca, che ti voglio bene. Poi? Esprimiti con le tue emozioni, dai. No, non ti vergognare, dai. Tanto ci sta vedendo tutto il mondo, no? Sono innamorato di te, basta. E questa già è una cosa, vedi? Quando tu gli fai capire questa cosa a Francesca vuol dire che la vuoi bene, no? Significa che sei un uomo che tieni alla persona che ti avvicina. Giusto? Ok. Comunque ragazze, noi siamo qua, io e Carlo. Cioè non pensate a male di noi due, perché penso che siamo delle persone normali come voi. Ora in onore vostro ci metteremo a ballare io e Carlo. Vi faccio vedere di quello che sappiamo fare.